Telespettatori siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la trasmissione che vi sottolinea soprattutto i risultati, le classifiche e i commenti del calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino alla seconda categoria, anche se oggi faremo soltanto una piccola finestra sulla seconda categoria. E poi soprattutto abbiamo l'appuntamento finale legato al calcio a 5 da quest'anno insieme ad Alessio Patti. Salutiamo subito la nostra prima penaltina, la nostra splendida Federica Di Benedetto. Buonasera e ben ritrovati. Ciao Federica, hai trascorso una buona fine? Sì, un buon fine anno, un buon inizio anno, ok, certo. Perfetto. Impostazione, naturalmente per parlare del campionato di interregionale, ovvero la Serie D e il campionato di eccellenza, abbiamo Carmelo Puglisi che salutiamo. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, diamo subito spazio anche ai nostri ospiti che inaugurano questa prima parte della nostra trasmissione. Abbiamo qui mister Alessandro Settineri. Ciao Alessandro. Ciao. Ben trovato. Grazie. E poi insieme a lui un altro mister prossimo ad una panchina, perché insomma chi viene qui a Penalty dopo qualche settimana la panchina la trova. Alfio Barbagallo lo scorso anno all'Atletico Pedara. Ciao Alfio. Buonasera a tutti. Ben trovato. Ma Grazie. vi siete vestiti uguali apposta perché cercate panchine? È stato un caso, è stato... Ben venga comunque, ben venga. Ma per aprire la nostra puntata, come al solito, riflettori puntati a questo punto nel campionato di Serie D con i risultati e poi la classifica, il tutto naturalmente insieme alla nostra Federica. A te Federica. Due Torri Agropoli, 1-1. Agregas Pomigliano, 3-1. Rende Cavese, 1-1. Città di Messina Interreggio, 1-1. Comprensorio Montalto Noto, 0-0. Licata Orlandina, 2-2. Battipagliese Ragusa, 3-0. Torrecuso Savoia, 1-2. Nuova Gioiese Vibonese, 0-1. Vincono le due battistrada di questo girone I del campionato di Serie D, ovvero il Savoia, ma soprattutto l'Agragas di Rigoli. Guardiamo la classifica al completo. Savoia, 46 punti. Agregas, 43. Nuova Gioiese, 32. Torrecuso, Battipagliese e Cavese, 30 punti. Agropoli, 27. Comprensorio Montalto e Orlandina, 26 punti. Noto, 25. Pomigliano, 24. Interreggio, 22 punti. Due Torri, 20. Città di Messina, 16. Rende e Vibonese, 12 punti. Licata, 5. Chiude la classifica il Ragusa a 4 punti. Sottolineiamo che l'Interreggio ha un punto di penalizzazioni, 2 punti di penalizzazioni ce l'ha anche il Ragusa e ben 3 punti di penalizzazioni il Licata. Vi facciamo vedere adesso il tabellino del prossimo turno, sarà la seconda giornata di ritorno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 12 gennaio 2014. Questi gli incontri: Ragusa Acragas, Noto Battipagliese, Agropoli Città di Messina, Vibonese Comprensorio Montalto, Cavese Due Torri, Interreggio Licata, Orlandina Nuova Gioiese, Savoia Rende ed infine Pomigliano Torrecuso. Allora Carmelo, il commento subito a questa giornata, ho detto bene, i due battistrada stanno facendo un po' il vuoto alle loro spalle, è ormai indubbiamente una gara a due. Prima di concentrarci sul duello di testa, però oggi dobbiamo parlare necessariamente del nuovo Licata. Oggi tutti i riflettori erano puntati sul Dino Liotta di Licata perché oggi è stata salvata dal fallimento la gloriosa società giallo-blu. Come noto il nuovo proprietario e presidente è Deni, già presidente dell'Acregas. Oggi tra l'altro il Licata, tra l'altro che cambiava anche allenatore, ha esordito Tarcisio Catanese che molti ricordiamo anche come calciatore di Serie A Parma. La panchina di Catanese ha esordito nel migliore dei modi, il Licata ha pareggiato 2-2 con l'Orlandina, ha sfiorato la vittoria e dunque vi è stato scongiurato il pericolo della sparizione. Tornando invece al duello di testa, vincono entrambi, il Savoia espugna il campo del Torrecuso, l'Acregas senza grossi patemi batte all'Esseneto 3-1, il Pomigliano tra l'altro ad Agrigento c'è un grandissimo entusiasmo, oggi si è fatto vedere allo stadio anche il vice premier Alfano Agrigento
Vicentino Doc. Incredibile, quindi insomma un tifoso doc veramente. C'è un entusiasmo pazzesco in questo momento ad Agrigento e con tutta la città che trascina l'11 di Rigoli, secondo me la Serie C unica l'anno prossimo non è tutt'altra ipotesi percorribile. Benissimo, entusiasmo a mille Alessandro Settineri ad Agrigento, indubbiamente grande possibilità finalmente di disputare il prossimo anno un campionato che conta. Credo che ci sia alla base una buonissima programmazione da parte della società che è nata qualche anno addietro. Mi è capitato di essere nel girone dell'eccellenza dall'altra parte e ti posso dire che è una piazza veramente entusiasmante. Ha voglia di calcio che conta? Ha fame di calcio. Ha fame di calcio. Credo che per quanto riguarda la corsa a due, anche il Savoia è ben attrezzato e è una società con molta esperienza per la categoria. Bisogna aspettare un po' di domenica ancora. C'è da dire invece, per il discorso che ha fatto il tuo collega, che finalmente si respira aria nuova a Licata, perché già la situazione di Ragusa ed era imbarazzante, perché sappiamo benissimo le vicissitudini che hanno accompagnato questa società. Ma la salvezza è molto difficile però. Credo che ci siano ancora dei margini perché non vanno velocissimi. Sì. Oggi purtroppo per il Licata aveva fatto una buona prestazione, l'ultimo è stata raggiunta sul 2-2. Sì, con però l'Orlandino. L'importante è che comunque vi sia continuità, perché a Licata da inizio anno ci sono stati dei trascorsi... Gran confusione, diciamolo pure. Diciamolo, infatti. Alessandro ha detto che questa gara 2 è importante, però a questo punto potrebbe anche esserci qualche sorpresa in questa seconda parte del campionato, Alfio. La sorpresa potrebbe essere proprio l'Agragas. Io sono convinto che il mio amico Pino Rigoli ha molta esperienza per questi campionati, l'ha dimostrato già a Modica, Sì. ed avere una città grande come Modica, Agrigento, già è un vantaggio, perché forse si riesce a reperire qualche risorsa Non in voglio più. deprezzare le qualità di Rigoli, che le ho sempre dette anche pubblicamente in trasmissione, però indubbiamente quando si è attrezzati anche dal punto di vista tecnico, diciamo che un po' ci si aiuta, no? in questo caso. Senza Sicuramente. deprezzare le qualità di Sì, infatti io ho detto di proprio Pino. questo. Sì, ho detto proprio questo, cioè avere alle spalle una società in una città che comunque è un bacino d'utenza Certo, molto grande, certo. È avvantaggiato rispetto a È qualcun avvantaggiato. altro sicuramente. Poi lui ci mette chiaramente il suo. No, ci mette il suo grande perché preparazione. lo ha ci dimostrato mancherebbe. in passato, Certo, l'ha dimostrato a sempre in Ragusa, queste categorie. a Ragusa Ragusa, soprattutto. Modica. Infatti. Un grande campione che ci ha lasciato. Io voglio dedicare ancora a questo grande calciatore portoghese una battuta con i nostri ospiti. Lo faccio subito con Alessandro. 10 secondi per ricordare Eusebio. Oltre ad essere un grande calciatore, ha sempre dato l'impressione di una persona molto pagata e molto umile nelle sue dichiarazioni, nelle sue esternazioni, anche nei confronti degli altri calciatori. È vero. Alfio, Sicuramente la rapidità che aveva metteva in difficoltà qualunque difesa. la e famosa poi, Pantera Nera. abbinata alla tecnica, era denominata appunto la Pantera. Ce lo Ci ricordiamo verrà a nel mancare. Benfica e in tante grandi squadre. È vero, perso una finale di Coppa dei Campioni con il Milan. me lo Con voglio il ricordare. Milan, Con la doppietta doppietta di di Altafini. Esatto. 10 secondi anche per Carmelo. Sicuramente Pensiero su Eusebio. se ne va una grande leggenda del calcio, rimarrà come uno dei calciatori più forti di sempre. Il Portogallo è il lutto nazionale, oltre che come calciatore sarà ricordato, è stato anche un simbolo di integrazione, un grande uomo e un grande personaggio. Un grande uomo. Bene, e a questo punto giriamo pagina, lo facciamo subito con il campionato di eccellenza, parleremo chiaramente del girone A e del girone B, iniziamo subito con i risultati e poi la classifica del girone A. Atletico Campofranco, Camarat 1-0. A San Cataldo, Leonfortese batte San Cataldese 2-0. Alcamo Mazzara 2-0. Parmonval Propavara 2-1. Rocca di Caprileoni, Raffalali 2-1. San Sebastiano, Rivera Marmi 0-1. San Giovanni Gemini, Serra di Falco 4-2. Folgore Selinunte, Sport Club Marsala 1-3. Anche qui abbiamo due squadre che cercano disperatamente di vincere questo campionato di eccellenza. Abbiamo il Camarat con 38 punti, la Leonfortese con 37, entrambi hanno vinto, ma guardiamo insieme la classifica al completo. Riusciamo a leggere la classifica? Camarat 38 punti, Leonfortese 37, Alcamo 33, Serra di Falco 30 punti, Sport Club Marsala, Parmonval e Riviera Marmi 26 punti,
Rocca di Caprileone e Atletico Campofranco 24 punti, Pro Favara 22, Mazzara 18, San Giovanni Gemini e Raffadali 16 punti, San Cataldese 15 punti, San Sebastiano e Folgore Selinunte chiudono la classifica a 9 punti. Da sottolineare anche una partita in meno per lo Sporting Club Marsala. Dunque, prossimo turno, guardiamo anche il tabellino, sarà la terza giornata di ritorno, si giocherà domenica prossima 12 gennaio, questi gli incontri: Pro Favara Alcamo, Mazzara Calcio Atletico Campofranco, Serra di Falco Folgore Selinunte, Riviera Marmi Custonaci contro Leonfortese, Raffadali Parmonvalla, Sport Club Marsala Rocca di Caprileone, San Sebastiano San Giovanni Gemini ed infine chiudiamo con Camarat San Cataldese. Lasciamo ancora la schermata del prossimo turno, perché su questa schermata voglio che Carmelo mi faccia un po' il punto della situazione di questo girone A del campionato di eccellenza e con i relativi incontri anche della prossima settimana. Sì, sicuramente il Camarat, oggi sconfitto contro l'Atletico Campofranco, avrà subito occasione di riscatto contro una San Cataldese inspiegabilmente nelle parti basse della classifica. Oggi la notizia, oltre che la sconfitta del Camarat, è soprattutto il fatto che le inseguitrici ne approfittano, perché non conosce soste la Leonfortese di Gaetano Mirto, che ha ottenuto 3 punti pesantissimi sul campo della San Cataldese, ripetiamo, inspiegabilmente nelle zone basse della classifica, ma soprattutto ne approfitta anche l'Alcamo, che batte 2-0 il Marsala, trascinata da uno splendido Giuseppe Gambino, un gol e un assist per lui. Benissimo, il commento anche ai nostri ospiti. Allora, dunque, Camarat, Leonfortese, Gaetano Mirko, forse quest'anno è la volta buona. Alessandro. Allora, in questo girone c'è da inserire anche il Serra di Falco. Sì, anche io sono di questa che idea, ha una squadra di giocatori navigati con una struttura societaria che sta crescendo. Però non ci dimentichiamo l'Alcamo, Anche se mister sono un po' in caduta, il Serra di Falco nelle ultime allora, hanno settimane cambiato allenatore. Ai. Quando si cambia generalmente si è vincenti, come mai? Che è successo? No, era un allenatore che mi dicono dei problemi di gestione dei calciatori, poi non essendo parte in causa non lo so, però hanno un organico importante e ancora avendo degli scontri diretti credo che possono rientrare in gioco. Vorrei complimentarmi. 8 punti però dalla vetta sono tanti. Ma c'è un girone di ritorno per intero. Ti dico che invece c'è da fare i complimenti a Gaetano Mirto, perché ha lavorato in sordina, ma ha allestito una squadra con un mix importante di giovani, con un attacco che è fra i migliori della categoria. Là davanti la Leonfortese ha veramente forse il miglior attacco di tutta l'eccellenza. Sono gente che fa gol in tutti i modi. Senza nulla togliere chiaramente alla Leonfortese di Gaetano Mirto, però Alfio, questo Camarat è lì, dall'inizio del campionato comunque continua ad essere sempre in testa, per cui evidentemente sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista tecnico hanno qualche cosa di importante all'interno del gruppo. Sicuramente un organico di primo ordine, non è il primo anno che il Camarat fa campionati a questo livello, per cui ritengo che ancora il campionato sia aperto, però ovviamente credo che il Camarat la possa spuntare, anche se la Leonfortese, noi tifiamo per la Leonfortese, certo, conoscendo Mirto. Da sottolineare anche in questo girone questo Marsala, insomma una società super blasonata che probabilmente è di passaggio secondo me in queste categorie. Battute per entrambi. Allora, io ci ho avuto a che fare perché quando ero Mister Bianco ho preso un calciatore da loro. Credo che questo è l'emblema delle società che programmano in un certo modo e che vanno oltre. Quindi in poche parole è solo di passaggio. No, in realtà secondo me fa fatica perché spesso cambia i programmi in corsa. Ha cambiato almeno 20 e passa giocatori, ha cambiato 3 allenatori e c'è credo una società che debba crescere da questo punto di vista. Non è bella questa cosa, Alfio, quando si cambiano troppi allenatori e troppi giocatori ci si confonde. Credo che ci sia qualche cosa che all'interno deve essere ancora limato bene. È vero, Alfio, di solito non pagano questi cambiamenti perché infatti, magari lì si vede l'inesperienza di molti dirigenti. Purtroppo i dirigenti non sempre sono preparati all'altezza della situazione, hanno le risorse economiche. Un pizzico di presunzione? E magari si ritrovano. Potrebbe anche essere un pizzico di presunzione?
Potrebbe esserci. Ricordiamo che Evra è partito da Marsala È vero. e gioca nel Manchester United. È tutto dire. Anche tu sei d'accordo su questo gara 2 Camarat Leonfortese? No, non sono d'accordo perché secondo me delle tre la più attrezzata resta l'Alca. Addirittura, va benissimo. Adesso parliamo di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone B, appunto, di eccellenza. Igea Virtus, Città di Rosolini, 4-1. Mister Bianco, Football Club Cireale, 1-1. Tiger, Gimnica Scordia, 1-0. Sporting Via Grande, Mazzarrà, 1-0. Acireale 1946, Modica, 0-3. Taormina Rometta, 4-0. San Pio X San Gregorio, 9-0. Città di Vittoria Sport Club Siracusa, 0-2. In classifica abbiamo solamente la Tiger che riesce a vincere, mentre si ferma il Football Club Aciriale in quel di Mister Bianco. Guardiamo comunque la classifica al completo. Tiger, 38 punti. Football Club Cireale, 34. Taormina, 33. Catania San Pio X, 29 punti. Igea Virtus, 28. Gimnica Scordia, 27. Sport Club Siracusa e Modica, 26 punti. Città di Vittoria, 25. Mister Bianco, 24 punti. Sporting Via Grande, 23. San Gregorio, 17 punti. Rometta, 15. Città di Rosolini, 14. Mazzarrà, 9 punti. Chiude la classifica Acireale a 6 punti. Ricordiamo che la Ciriale 1946 ha un punto di penalizzazione. Guardiamo anche il tabellino del prossimo turno, sarà la terza giornata di ritorno, domenica prossima, chiaramente domenica 12 gennaio 2014. Questi gli incontri: Città di Rosolini Aciriale 1946, Modica San Pio X, Mister Bianco Città di Vittoria, Gimnica Scordia Igea Virtus, FC Aciriale San Gregorio, Rometta Sporting Via Grande, Sport Club Siracusa Taormina ed infine Mazzarra contro Tiger. Allora, Tiger che vince, il Mister Bianco invece ferma l'FC Aciriale, ma la cosa che più mi sorprende è che anche insomma, se la Aciriale 1946 ha fatto tanti nuovi innesti, oggi ha perso in casa addirittura 3-0 con il Modica. Mi dai subito l'assist per dare una notizia, la notizia del pomeriggio, del dopo partita. Si è dimesso l'allenatore della Ciriale 1946, Nino Germano. La società ha comunicato che già tra domani e dopodomani potrebbe comunicare il nome del nuovo... Si è dimesso soltanto l'allenatore oppure anche la squadra nuova? No, si è dimesso soltanto l'allenatore. Pare che la società invece stia tenendo questo nuovo gruppo, dovrebbe comunque concludere il campionato. Tornando invece alla vicenda di testa, chiaramente oggi la Ciriale 1946 ha perso una bella occasione contro il Modica. Vincendo a Modica avrebbe riacceso entusiasmo, avrebbe agganciato il Mazzarrà in classifica. Questo non è avvenuto e domenica prossima a Rosolini sarà forse l'ultima chance di poter sperare nella salvezza. Tornando alle questioni della testa della classifica, la Tiger ha dato un bel segnale, ha vinto di misura con lo Scordia ma non soffrendo, ha dato un'altra prova di forza ieri e l'FC Cireale non ha tenuto il passo, dovendosi accontentare del pareggio a Mister Bianco. Altra domenica da incorniciare per il Taormina di Saro Decendo, favorito dal calendario. Rometta non ha opposto granché resistenza. Per capire se i biancazzurri della Perla dello Ionio fanno sul serio, dovremmo vedere cosa succederà domenica prossima al Nicola De Simone contro questo Siracusa che nel bene o nel male si sta rilanciando. Sarà un test importante per capire se il Taormina potrà veramente dire la sua per le prime posizioni. Il commento lo voglio subito fare anche con i nostri ospiti. Iniziamo con Alfio, questo Tiger che è ben organizzata, vuole dire la sua, vuole tentare il grande salto nell'interregionale, anche se poi come al solito nell'interregionale bisogna avere i mezzi per poter, insomma, non dico primeggiare, ma sopravvivere, perché è facile passare secondo me dall'eccellenza all'interregionale, ma se poi non ci sono le strutture si rischia solamente di affogare. Ma il problema principale sta proprio qui, il discorso di fare questi campionati, secondo me in questo modo, mandando giocatori, prendendo altri mister, non paga. L'unica possibilità che hanno queste società, a mio avviso, è quella di puntare sui giovani. Come ha fatto ad esempio il Via Grande, un piccolo esempio. Buttò sta facendo un grandissimo lavoro. Un buon campionato, ha una squadra che lui aveva negli allievi 4-5 anni fa, si ritrova in eccellenza, sta facendo un campionato dignitoso
limitando i costi al minimo. Tra l'altro, se non sbaglio, ci sono dei giocatori tuoi allievi sì, ce ne a sono Via tanti, Grande. ci siamo scontrati infatti. diverse volte quando io avevo gli allievi regionali del Trecastagni. Il discorso è questo, cioè puntare sui giovani ti dà la possibilità di fare dei campionati di eccellenza a basso costo, rilanciare qualche giovane, portare avanti qualcuno, e secondo me è la strada da percorrere. E le società attualmente non stanno facendo questo. Io vedo che puntano sui nomi, spendono parecchi soldi o quantomeno promettono tutti questi soldi, poi non potendo mantenere ci sono questo via vai di giocatori, di allenatori. C'è il fuggi. E questo è una cosa che dispiace veramente, vedendo le partite la domenica, andando a vedere questi campionati, il livello scende sempre di più e l'eccellenza non è più quella di qualche anno fa, come tutto il resto degli altri campionati. È vero, vedo pensieroso anche Alessandro Settineri, il mister bianco che pareggia, la Tiger che vola in vetta con 4 punti di vantaggio contro questo FC Aciliale. Però io volevo parlare con te appunto del San Gregorio, soprattutto di questo Aciliale che insomma dopo questo grande trambusto si pensava già che questa domenica potesse incominciare a fare punti che contano. San Gregorio che perde 9-0 con la Sampio, e su questo io poi vorrei aprire... Ettore, anch'io volevo lanciare una provocazione poi ai due mister, sì, perfetto, su questo. Perfetto, allora un attimo la risposta su questo San Gregorio e su questo Aciliale FC. Parliamo È in Aciliale generale, perché non mi 1946. piace assolutissimamente entrare in situazioni che non sono, in cui non le vivo. La Aciliale 1946 in questo momento credo che ci sia confusione. Lavoro in corso. È palese ed è evidente, essendo anche acese faccio fatica un po' a capire tutte le dinamiche. Per quanto riguarda il San Gregorio credo sia un progetto che è partito con un'idea, sta proseguendo, nel bene e nel male il direttore Marletta sta cercando assieme a tutto lo staff sia tecnico che... Intanto di salvare la categoria. Che è l'obiettivo, che poi possano venire una serie di risultati utili o meno. Questo era preventivato all'inizio, ci sta che in corso d'opera ci sia un momento in cui la squadra rende un po' meno e via. Ecco, direi che invece per quanto riguarda la testa, la Tiger ha fatto degli acquisti mirati che gli hanno garantito di mirare fino alla fine al campionato. Invece volevo riallacciarmi su un discorso che diceva sul Taormina, così ne approfitto di voi per fare una precisazione. Qualche giorno fa io ho fatto una dichiarazione che ho detto che il campionato dell'eccellenza ha vissuto in alcuni frangenti di risultati un po'... No, di vicissitudini societarie che hanno comportato il favorire più o meno alcune società. Ed è sorta una piccola polemica anche con Caro Decento. E a me dispiace proprio perché conoscendoci da tanto non era riferito a lui, ma giusta, la tua precisazione è solo un giusta. discorso di calendario e di vicissitudini che hanno coinvolto Vittorio Immodica, che in un certo momento hanno smantellato. Sì, è vero, è giusto. Questi sono i fatti. Sono dati, per cui ne approfitto della vostra emittente per dire... Senza nulla togliere giustamente al lavoro straordinario di Saro. Per complimentarmi col Taormina. Ti fa onore, Alessandro, fai bene. Per precisare che comunque c'è stato, è un dato, che alcune società... Adesso si sono riorganizzate e quindi probabilmente qualche risultato può succedere. Cioè, dire che questi campionati siano più o meno falsati è come aprire la manopola rossa ed esce l'acqua calda. Tra l'altro, quindi non vedevo proprio questa precisazione che ha fatto, è stata dico eccessiva perché non era diretta però è giusto che tu oggi qui a Penalty hai sottolineato giustamente la chiarezza dei tuoi intenti. No, io sono sicuro che parliamo della stessa cosa. Sì. Io volevo sottolineare questa vittoria 9-0 della Sampio a San Gregorio. Allora, senza nulla togliere le capacità organizzative e tecniche della Sampio, però io credo che a tutto c'è un limite. Voglio più che altro così sintetizzare velocissimamente cosa mi ha detto un dirigente del San Gregorio. Già stavano 5-0 alla fine del primo tempo, credo che a tutto c'è un limite. Non voglio dire che la Sampio si è comportata male, che è stata scorretta, ci mancherebbe, il calcio è calcio, però credo che a questi livelli a tutto ci sia un limite, una sportività nascosta, celata. Non voglio mancare di rispetto alla Sampio, che so che ci segue tantissimo, però io credo che forse sul 5-0 qualche cosa si poteva un po' più mettere tranquillamente a tacere. Questo, quando arrivano questi risultati a valanga, si pone sempre questa questione. Io volevo sapere, i nostri due allenatori, voi al posto di Peppe Anastasi cosa avreste fatto? Cosa avreste fatto? Bella domanda che mi fa Carmelo Puglisi
Alfio, Ma primo sono tempo situazioni- 5-0 mi sono hanno detto. situazioni particolari, ovviamente non puoi tu dire ai giocatori. Forse puoi sono i cercare, giocatori stessi puoi che dovrebbero fare e magari il buon senso dei giocatori in Ecco. campo, però sai come poi Sottolineiamo ognuno- che la nostra non è polemica con la San Pio, ci No, tengo infatti, a dire. ma queste sono situazioni che si pongono sempre nel calcio. Voglio dire. Però voglio dire anche un'altra cosa, cioè cercare magari di tener palla, come diciamo noi, Sì. no? Può essere anche offensivo nei confronti dell'altra squadra, invece giocare liberamente, tranquillamente, alla fine il risultato è quello, 5-0, 9-0 non cambia Però niente. io voglio raccontare un piccolo fatto che mi è successo personalmente quando allenavo la Leonzio. Siamo andati a giocare a Noto, un campo incredibile, Noto miliardario. La squadra della Leonzio in quella partita era rimaneggiatissima, c'erano 9 juniores e soltanto 2, tra virgolette, di categoria. Sul 5-0 mister Betta ha fatto girare palla, quindi io credo che comunque quando il mister dà delle disposizioni sono disposizioni intelligenti, forse qualcuno avrebbe potuto fare anche questo, ma con questo non voglio sottolineare, vi ripeto, la mancanza di rispetto della San Pio nei confronti degli avversari, era soltanto una nota che mi sembrava giusto ricordare e sottolineare. Comunque il San Gregorio non è con la San Pio che si deve misurare, Certo, ci mancherebbe. già la domenica prossima potrà riscattare questo risultato sicuramente e speriamo E vediamo bene, cosa perché succede. è una società molto simpatica che veramente con poco sta facendo questo campionato. Perfetto, la battuta anche di Alessandro per chiudere? Allora, Scusa, a tutti abbiamo detto la nostra, a questo punto vogliamo sentire anche quella di Alessandro Settineri. no, allora, Tu che avresti fatto? Stop ragazzi, facciamo giro palla? No, credo, allora, si devono vivere Certo, sul ovviamente, campo, sul per campo. cui credo vuole che fare un gol. la gestione debba essere più dei calciatori che non da parte delle disposizioni da parte degli allenatori, per cui credo che sia all'interno del rettangolo che certe cose si possono gestire un po' diversamente. Un po' diversamente, va Ma bene. con tutto ciò posso dire che, ripeto, i risultati nel calcio nascono nel campo e muoiono nel campo, quindi se questo è il risultato del campo bisogna anche Certo, ma si accettarlo accetta, e- ci mancherebbe, ma guai se non si accettasse il risultato finale del campo, però noi abbiamo voluto dire la nostra e credo che comunque in molti ci capiranno. Ci dobbiamo fermare e nel frattempo salutiamo anche Carmelo Puglisi, con lui abbiamo parlato del campionato di Serie D, nonché dei 2 gironi di eccellenza e ci rivedremo con te chiaramente la prossima Grazie settimana. Ettore e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Saluto anche la nostra prima penaltina, adesso lascerà spazio alla nostra Giulia, però ci lanci la pubblicità. Certo, io vi saluto, ci vediamo settimana prossima e adesso un altro stacco pubblicitario, rimanete con Penalty. Amici di Penalty, non scappate, ritorniamo dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, di nuovo a parlare del calcio dilettantistico, di nuovo con Penalty, tutte le domeniche a partire dalle 19:30 in diretta e poi in replica dopo le 23 e in replica anche nella mattinata del lunedì a partire dalle 8:30. Come avete potuto ben vedere, Federica è andata via e ci ha raggiunto la nostra seconda penaltina, ovvero Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore, La domanda buonasera a anche per tutti. te, com'è andata Capodanno? Bene, tutto Benissimo, bene. ti sei divertita? Sì, Complimenti. Impostazione al posto di Carmelo Puglisi che ha parlato del campionato di eccellenza ed interregionale. Adesso, dato che parliamo di promozione, abbiamo il nostro, come lo dobbiamo chiamare? Piccinini, come ti dobbiamo chiamare? Ciccio Lametta. Buonasera e buon 2014 a tutti. Ben ritornato dal tuo viaggio anche, Sì. Dal tuo viaggio In Alta Italia. in Alta Italia, con foto allegata. Con foto allegata, nel senso che abbiamo ricevuto attraverso la pagina Facebook di Penalty una bella foto che ti ritraeva insieme a Letta. Poi ci spieghi cosa ti ha detto. Sì, mi ha chiesto di fare la foto e quindi... Ah, benissimo. Lui te l'ha chiesta, Sì, sì. è importante, questa qua è importante. Campionato di promozione, iniziamo subito con il girone A del campionato di promozione. La parola naturalmente alla nostra Giulia. Salemi-Cus Palermo 2-1. Paceco Castellammare Calcio 1-1. Delfini Vergine Maria Città di Carini 3-0. Montemaggiore Fulgatore 3-0. Strasatti Linni Trapani 0-0. Dattilo Monreale 2-1. Favignama Real Calcio 0-0. Riposa Cefalù Calcio.
Vince sia il Salemi ma soprattutto anche la Dattilo, per cui entrambi continuano a marciare nelle zone alte di questa classifica che possiamo far vedere in schermata. Nel frattempo abbiamo anche il commento del nostro Ciccio Rametta. Allora Ciccio, in testa questo Salemi e questo Dattilo. Sì, Ettore, abbiamo seguito con attenzione questa giornata di campionato. Quasi tutte le partite si sono risolte nei secondi tempi, sono stati segnati 14 gol e la stragrande maggioranza dei match era sullo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Il Paceco si è fermato in casa, fermato dal Castellammare, ne hanno approfittato Salemi che lo ha agguantato in testa vincendo in casa 2-1 contro il CUS Palermo, e ne ha approfittato anche, come dicevi giustamente tu, il Dattilo che adesso è a -3. Importante vittoria in coda per il Città di Carini che vince 3-0 in casa, evidentemente rinforzato e rinfrancato, e quindi proverà sicuramente a salvarsi. È chiaro che deve fare pochi passi falsi perché giustamente ha solo 11 punti. Continua invece lo Strasatti ad essere ampiamente lontano dalle altre. Benissimo, proseguiamo, adesso parliamo del girone B e poi lo commenteremo anche con i nostri ospiti. Girone B del campionato di promozione, i risultati e poi anche la classifica di questa seconda giornata di ritorno. Città di Milazzo, Castelbuono, rinviata. Torregrotta, Ciappazzi, 1-0. Atletico Villafranca, Mamertina, 1-3. Fiume Freddese, Pistunina, 1-6. Sant'Agiolese, Riviera Messina Nord, rinviata. Randazzo, Sinagra Calcio, 0-3. Ghibellina, Sporting Taormina, 1-2. Riposa, Castelbuonese. Ancora vittoriosa la squadra di Taormina che continua ad essere leader incontrastata di questo girone B del campionato di promozione. Si è fermata comunque la Castelbuonese anche perché ha usufruito del turno di riposo. Classifica in schermata con il commento di Ciccio Rametta. Sì, Ettore, giustamente hai sottolineato la vittoria dello Sporting Taormina in questo testacoda. Sinceramente mi ha sorpreso il risultato, un semplice 2-1 esterno, probabilmente una partita molto tirata, quindi il Ghibellina ha venduto cara la pelle, probabilmente si è anch'essa rinforzata e quindi non vuole mollare, visto anche che la salvezza non è, perlomeno la zona play-out non è affatto distante a differenza del girone A. Per il resto lo Sporting Taormina è stata l'unica squadra tra le prime 4 a scendere in campo, perché come hai detto tu riposava il Città di Milazzo e poi il maltempo nel Messinese ha fatto sì che non scendessero in campo la Castelbuonese e la Sant'Angiolese. Segnaliamo che ci sono state tantissime vittorie esterne, anche di ampio risultato, il 3-0 del Sinagra a Randazzo, il 6-1 del Pistunino a Fiumefreddo e questo importante 3-1 del Mamertina a Villafranca, quindi fattore esterno importante, fondamentale. Allora, il commento di questo girone B del campionato di promozione lo affidiamo anche ai nostri ospiti che sono in chiusura per quanto riguarda la loro presenza qui all'interno di Penalty. Allora, Taormina 38 punti, Sporting Taormina. La domanda che faccio sempre ai nostri ospiti, ma com'è possibile? Eccellenza e promozione, due squadre a Taormina. Spiegatecela anche voi perché noi non riusciamo a darci una spiegazione. Attenzione, entrambe le squadre sono attrezzate addirittura per vincere i loro campionati. Alessandro? Cioè, come mai questa cosa? Società che nascono per conto loro, preferiscono avere una gestione propria, per cui hanno programmato e ognuno farà il suo percorso. Sarebbe bello comunque vedere un'unione di intenti e magari programmare più mezzi per poter poi magari aspirare a categorie ancora più importanti. Non è facile perché quando unisci più persone ci sono troppe idee da collimare. Troppe teste, Alfio, fanno male, no? Comunque io ritengo che alla base di tutto ci sia il discorso che Taormina è una cittadina ricca. E come? E poi ha una struttura di livello superiore, campo bellissimo, struttura diciamo dignitosa per quello che c'è in giro, per cui già parte avvantaggiata. Discorso sponsor credo che possono essere determinanti e a Taormina è più facile trovare degli sponsor rispetto a il nome Taormina è pesante. Il nome Taormina è pesante, è conosciuto in tutta Italia, per cui anche due squadre possono convivere in questo momento. Attenzione, siamo positivi noi nel dire che comunque ci fa piacere quando ci sono più squadre che lottano al vertice. No, mi incuriosirebbe sapere quanti giocatori indigeni del posto ci sono nelle due squadre.
quindi anche per capire se veramente ci sono, perché entrambe le squadre primeggiano, pochi segnano il mister. Chiaro, molto pochi. Allora, io adesso per chiudere la vostra presenza qui all'interno di Penalty vi faccio la classica domanda. Tu hai chiuso la parentesi di Mister Bianco, non ne vogliamo neanche parlare. Stai visionando un po' di partiti, qualche giocatore, qualche società si è fatta un po' avanti, adesso magari cercando di progettare per la prossima stagione? No, più che altro sto cercando di, per quanto possibile, arricchire il mio bagaglio, perché credo che si possa sempre migliorare. Certo. E sto programmando una mia crescita formativa in questo momento e non mi sono per ora interessato. Studiare fa sempre bene, dico bene, no? Alessandro? Sì, se saputo fare sì, se no porta a scompensi che creano dei fenomeni che non servono. Va bene, non ti vogliamo chiedere della parentesi di Mister Bianco perché... No, auguro sempre comunque alla società di ottenere migliori risultati, Certo. hanno un buonissimo organico per l'eccellenza, hanno completato con l'attaccante che mi è mancato nella mia gestione e quindi credo che nel girone di ritorno possono fare dire la loro. e credo ancora meglio di quanto abbiano fatto. Perfetto, invece con Alfio voglio ricordare che lo scorso anno hai fatto la finale playoff di categoria con l'Atletico Pedara, è andata benissimo, vincendola, quindi categoria successiva. E poi quest'anno che cosa è successo? Gli obiettivi non erano uguali da entrambe le parti oppure diciamo che un allenatore che non porta sponsor ha difficoltà a trovare squadra? Io lo dico perché tanto credo che sia fondamentale dirlo. Bravo. No, io penso soltanto che magari le scelte e le idee tante volte non collimano all'interno di una società, quindi magari vedere il calcio in due modi diversi è stato poi alla fine ha portato a questa decisione. Decisione diciamo voluta da entrambe le parti perché io non sono stato esonerato, infatti il campionato l'ho concluso, l'ho come concluso bene, alla grande. La squadra quest'anno è in promozione, per cui devo dire che per me è stata un'esperienza in ogni caso positiva, si era riuscita a creare un gruppo, forse quest'anno sta mancando proprio questo per quello che so io, magari certi equilibri stanno venendo a mancare. E quando vengono a mancare gli equilibri vengono a mancare soprattutto i risultati. L'ultima cosa che ti volevo chiedere Alfio, però ti stai tra virgolette divertendo con una bella scuola calcio. Sì, io ho sottolineiamola questa cosa perché noi siamo sempre molto vicini ai settori giovanili. Io ho una scuola calcio a Nicolosi e Nicolosi sappiamo che è un paesino che potrebbe avere anche delle risorse dal punto di vista delle strutture, però stiamo partendo dal basso, diciamo iniziamo con questa scuola calcio, vediamo dove si potrà arrivare piano piano. Alcuni ragazzini che ho avuto in scuola calcio, qualcuno già è andato in qualche settore giovanile di squadre regionali, tipo San Filippo e altri, comunque alcuni ragazzini già da quella base parte stanno crescendo. Dicevo, da quella base parte di nuovo il tuo successo, quindi stai tranquillo. Grazie. Un augurio, sì, dimmi. Ma se permetti io... Abbiamo 30 secondi. 30 secondi, più li sento parlare, più li sento parlare anche gli altri allenatori che sono stati qua. Sì. Tu dici magari non portano lo sponsor, io non vorrei che questi signori che parlano di preparazione, di settore giovanile, forse qualche presidente soffre troppo la personalità di alcuni allenatori. Su questo magari hanno bisogno di qualcuno che gli dica sempre sì, li faccia questo interferire. Ti do ragione. Perché qua vedo gente veramente... Ha detto bene Ciccio Rametta. Vedo gente che meriterebbe panchine superiori. Mi piace quello che hai detto. Altro che e sono credo un po' tutti d'accordo in quello che tu hai detto. Siamo tutti assolutamente d'accordo. Allora auguriamo il buon proseguo sia nel settore giovanile, ma anche chissà se dovesse capitare qualche nuova squadra ad Alfio Barbagallo. In bocca al lupo Alfio. Perché no, che ben venga. Noi portiamo sempre bene. Grazie, un buon 2014 a tutti, visto che è la prima trasmissione. Sì, infatti. Per me. Benissimo, salutiamo anche ad Alessandro Settineri, a cui auguriamo buon studio, buon proseguo, buona visione e insomma a vedere anche il prossimo anno di progettare qualcosa di importante. Che sia serio, è una cosa difficile. Soprattutto. Ci dobbiamo fermare, tra poco ritorneremo di nuovo in diretta, avremo 2 nuovi ospiti. Che dobbiamo fare? Ci vediamo qui tra qualche minuto.
Rientrati in studio, adesso trattiamo ancora la categoria di promozione con i due gironi, il girone C ed il girone D, però abbiamo 3 nuovi ospiti che vado subito a presentare. Santino Torre del Calatabbiano, ciao Santino, che ritorna con noi, Buonasera. gradito ospite, Giuseppe Lombardo, il portiere del Calatabbiano, ed infine anche Michele Cannizzaro, che è un dirigente del D'Agata di seconda categoria. Noi da quest'anno non trattiamo più la seconda categoria perché i gironi erano tanti, però ci è sembrato giusto invitare un dirigente di un bel progetto che è il D'Agata. State facendo un bel lavoro, complimenti Sì, Michele. Allora, continuiamo, parliamo subito, come ho detto poc'anzi, del campionato di promozione, lo facciamo con il girone C, con i risultati e poi naturalmente anche la classifica. A te Giulia. Filippo, Rarinantes 2-0. Agira Nissoria, Atletico Catania 1-3. Palazzolo, Giarre Calcio 1-1. Atletico Pedara, Pachino 0-1. Real Aci, Sicula Leonzio 0-3. Sporting Priolo, Sporting Battiati 0-2. Comprensorio Normanno, Troina 3-0. Riposa, Real Avola. Guadagna 2 punti il comprensorio Normanno nei confronti di un Giare che invece impatta a Palazzolo. Il commento e poi anche nel frattempo la schermata della classifica con Ciccio Rametta. Sì, allora la prima delle trasferte terribili che attendono il Giarre nel girone di ritorno si è risolta con un pareggio tutto nel finale. Vantaggio del Palazzolo all'85esimo e pareggio del solito Aleo al 90esimo. Ne hanno approfittato Comprensorio Normanno e Sicula Leonzio. Non sappiamo se possiamo parlare di lotta al vertice riaperta, -6 è sempre un discreto margine, però sicuramente le due che inseguono vanno forte. La Sicula Leonzio ha vinto 3-0 fuori casa, rete di D'Urso e doppietta di Sigliorelli. Segnaliamo anche le vittorie esterne molto importanti di Atletico Catania e Sporting Battiati in ottica playoff. È vero. In ottica playoff e la battuta la facciamo subito con Santino Torre, insomma, che di esperienza ne ha tantissima, tra campionati importanti e campionati meno importanti dilettantistici, quale potrebbe essere la prima o la seconda categoria. Non parliamo del Calatabbiano adesso, ma parliamo di questo Giare che comunque insomma tu conosci molto bene. Santino, come lo vedi? Il Giarre vincerà a mani basse il campionato, non solo perché è la squadra più forte secondo me, anche perché ci tengo, sono tifoso, ci ho giocato, ci ho vinto 2 campionati e poi ha una struttura, una squadra, un tecnico, una società che credo vinceranno tranquillamente. È un pubblico che aspetta questa benedetta promozione? Il pubblico sì. Tu lo conosci molto bene. Sì, ragazzi attaccati, tifoseria molto calda, però molto rispettosa. Il campo un po' di patate. Però, ecco, un neo che mi piace sottolineare. È il campo che una società, una cittadina come Giare non si deve permettere, eppure lo spogliatoio, la struttura necessita una bella rispolverata. Una X, mettiamo una X sopra. Sperando che l'amministrazione di Giare si faccia portavoce anche di questo benedetto campo sintetico a questo punto. Perché Giare merita, secondo me, molto di più. Sono assolutamente d'accordo. Tra poco parleremo anche con gli altri ospiti, parleremo anche soprattutto del girone D di promozione. Abbiamo subito i risultati della classifica e poi anche il commento tecnico di Ciccio Rametta. A te. Sporting Club Racalmuto, Aquila San Michelese 3-0. Ribera 1954, Atletico Gela, rinviata. Jobbing Santa Croce, Calcio Canicattì 3-2. Mussomeli, Comiso 2-1. USA Sport, Libertas 2010 1-2. Real Biscari, Sciacca 2-3. Riposa, Aragona. Tenendo presente che il Ribera non ha giocato, ma la distanza è ancora considerevole, 5 punti nei confronti di un Mussomeli che seppur vincendo ancora è lontano dalla vetta. Commento tecnico di Ciccio con la schermata della classifica. Sì, Ettore, situazione molto simile al girone C, con il Ribera nelle vesti del Giarre. Mentre il Giarre si è fermato per colpa sua, il Ribera oggi non ha potuto giocare, aspettiamo di sapere quando recupererà. Dal canto suo il Mussomeli ne ha approfittato, vittoria di misura, -5, secondo posto consolidato, ma quello che mi colpisce di più è la situazione dei playoff, perché in 7 punti dai 23 del Calcio Canicattì ai 16 del Santa Croce
tutte possono rientrare, domenica dopo domenica, quindi secondo me le squadre che faranno i playoff si definiranno proprio alla fine, perlomeno le ultime due. Quindi è un girone veramente corto e combattuto. Di questa cosa. E anche per quanto riguarda l'ultimo posto, fino alla fine vedremo chi andrà giù diretta e chi invece spererà con i playout. Insomma, è un girone un po' particolare, nel senso che la vetta potrebbe essere già quasi definita, quella del Ribera, con una lotta ancora apertissima per i playoff e i playout. Io volevo parlare con Giuseppe Lombardo, il portiere del Calatabbiano, che è altissimo in classifica, ma di questo ne parleremo dopo, e dico pure a lui, questo Ribera, insomma, che è di categoria superiore, perché sino allo scorso anno, insomma, faceva il campionato di interregionale, il fatto che poi si deve confrontare con queste categorie, insomma, ci lascia un po' sorpresi. Diverso, va a finire si confronta con una realtà diversa. Diciamo che più sali di categoria più facile viene anche giocare, quando ti vai a misurare hanno difficoltà tecnica. Con una realtà diversa anche a livello tecnico, anche la grinta fa tantissimo. La volontà di vincere è fondamentale. Questo problema non c'è in seconda categoria, Michele, no? Perché insomma lì parliamo di un dilettantismo puro, seppur comunque voi del Dakata vi siete organizzati bene. Sì, da quest'anno diciamo che la società sta cercando di organizzarsi, tra virgolette. Diciamo che è una società giovane, in quanto è nata nel 2010, sì. E da quest'anno i due presidenti. Ingresso di nuovi anche dirigenti quest'anno. Sì, ingresso anche quello mio, tra virgolette. Sì, sto dando ex San Giorgio, ex San Giorgio, sì, prima categoria, in prima categoria. Adesso stiamo dando il nostro contributo, stiamo cercando di far crescere questa società. Ovviamente è una realtà diversa rispetto alla promozione o un'eccellenza. Anche se poi, come diceva giustamente Lombardo, poi calarsi in categorie superiori, se non si è pronti si ha difficoltà, se si è super pronti le difficoltà a giocare in categorie inferiori diventa quasi impossibile. Sicuramente sì, però io ti posso dire che in seconda categoria vedo che ci sono, girando i vari paesi, vedo che ci sono ragazzi che giocano per i rispettivi paesi o comunque città dove hanno fatto categorie superiori, e siccome ci riallacciamo al discorso del rimborso spese economico, perché poi il problema di tutti, tutta la società, quindi poi vai a vedere anche che ci sono società in seconda categoria dove ci sono 3-4 elementi che possono fare benissimo le categorie superiori. Non ti dico di eccellenza, ma però di promozione possono competere. Possono competere perché ovviamente poi giocano per il paese. È chiaro, e guai se non fosse così. Infatti. Ciccio, abbiamo chiuso con te, una battuta su Ribera, comunque io la voglio sentire ancora più chiara. Cioè, sta facendo un campionato a sé, dai, diciamolo, possiamo affermarla questa cosa. Sì, assolutamente, la stiamo seguendo è diciamo artefice del suo destino al 100%, quindi dipende solo da lei quello che succederà. Credo che non avrà problemi. Non credo. Benissimo. Mi ha incuriosito molto questo discorso, perché è proprio vero, tutto è ridotto al discorso economico. Ti posso garantire che un calciatore che ha la possibilità di giocare in una promozione per salvarsi e in una seconda categoria dove gli danno un rimborso spese, sceglie la seconda categoria. L'ambizione è non c'è più. Visto con i miei occhi, perché io il Dakata l'ho affrontato 2 anni fa e giocavi a pallone, battuta chiaramente per chi conosce Ciccio Lametta e soprattutto chi conosce il calcio di Augusta, del Megara Augusta, sottolineiamolo, no? Ok, perfetto. Salutiamo Ciccio Lametta, con lui insomma ci rivedremo la prossima settimana, continueremo sempre con lui a parlare del campionato di promozione. Grazie Ciccio. Buonasera a tutti. Allora a questo punto dobbiamo fermarci di nuovo, parleremo tra pochissimo del campionato di prima categoria e ci raggiungerà Antonio Borzi. Ci vediamo proprio tra qualche minuto. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Oggi una brevissima ma importantissima finestra anche con la seconda categoria insieme ad un dirigente del Dakata, e poi più tardi sul finire avremo la bella finestra dedicata invece al calcio a 5 insieme ad Alessio Patti. Ma adesso dobbiamo dare il benvenuto ad Antonio Borzi. Ciao Antonio. Ben ritrovato anche a te. Campionato di prima categoria, subito con te alcuni gironi del campionato di prima categoria, non avremo né schermata né risultati, però ci dai un sunto completo. Come sempre diamo una rapida occhiata ai vari gironi che non trattiamo con le schermate, sono il girone B, il girone C, il D e il girone H.
Facciamo una rapida occhiata sul girone B dove il Casteltermini si conferma prima in classifica con 32 punti, ma non ha giocato a causa delle impraticabilità di campo. Ci sono state diverse partite rinviate nei vari gironi, soprattutto nel girone C dove ben 3 partite sono state rinviate per impraticabilità di campo. Invece il secondo, il Crizzi, sempre nel girone B, ha perso in trasferta. Girone C, come dicevamo prima, Sì. vede la Stefanese che si conferma in vetta, vince, ma è una classifica un po' falsata perché ben 3 partite sono state rinviate. E quindi giustamente ancora non si è chiaro. Anche mi ricollega a quello che dicevamo prima, problemi anche di strutture, perché non è possibile spesso che per una pioggia breve spesso si devono rinviare. Ma in questi campi dilettantistici succede spessissimo. Purtroppo succede spesso, ci sono proprio dei difetti di base in un certo senso. Nel girone D invece sempre primo il Merì con 35 punti, l'iniziativa invece pareggia 0-0 e quindi diciamo si distanzia, vi è questa classifica un pochettino più allungata. Volevo dedicare un po' più di tempo al girone H, Sì. il girone H che la scorsa volta abbiamo detto del mitico derby di Gela con più di 1000 Sì, persone presenti, sì. per prima categoria. Che per la prima categoria sono tantissimi, Ma si torna a parlare del Gela che è prima in classifica, ma c'è stata una polemica nell'ultima settimana col presidente del Gela che non voleva fare giocare la partita in trasferta perché era stata proibita la trasferta per i tifosi del Gela. No, non è possibile. In prima categoria questa cosa bisogna sorriderci in questa cosa. Non solo i tifosi devono spendere soldi di benzina, facciamo proprio gli esempi abbastanza pratici tutti quanti. Certo. Per giunta era proibita la trasferta con una società in cui non c'erano mai stati problemi fondamentalmente. È vero. E infatti aveva minacciato di non giocare, poi c'è stata una riunione all'interno della società del Gela stesso, anche i tifosi stessi hanno detto di provare a giocare la partita e ha vinto la partita. Ho capito. Va bene. Allora adesso parliamo dei gironi con la schermata e quindi con il commento tecnico sia di Antonio ma anche giustamente dei nostri ospiti. Parliamo del girone A, sempre appunto di prima categoria. Abbiamo i risultati insieme alla nostra Giulia. Bolognetta Bagheria 1-0. Città di Casteldaccia, Bonagia Sant'Andrea 6-1. Don Orione Campobello 2-2. Borgata Terrenove Ezio Roma 4-0. Città Isola delle Femmine Partini Caudace 0-3. Equip Comprensorio Palermo Sparta Palermo 2-0. Riposa Iatina Promonreale. Allora, a questo proposito abbiamo anche la schermata della classifica del girone A del campionato sempre di prima categoria. Nel frattempo che la facciamo vedere sentiamo subito anche il commento tecnico di Antonio. C'è un Borgata Terrenove che ha dei nomi altisonanti come Nino Barraco, quindi cerca sempre di distanziare la seconda in classifica che è l'equipe Comprensorio Palermo, ma non ci riesce, c'è sempre una distanza di 3 punti fra le due squadre, vince anche la terza in classifica. Diciamo che vi era uno scontro al vertice questa giornata, che era quello che vedeva l'equipe Comprensorio Palermo contro la città Isole delle Femmine contro il Partini Caudace, un nome impossibile anche per i tifosi, penso. Perché si chiama Partinico e poi Audace. Loro hanno unito e Audace. hanno impedito a tutti quanti di pronunciarlo, se non per i tifosi stessi. Da sottolineare in questo girone invece dei cambiamenti all'interno della società dello Sparta Palermo con le dimissioni dell'allenatore e con una partita che è stata vinta a tavolino sub iudice per un problema di fuori quota, era stato sostituito un giovane con un senior in un certo senso. Ho capito. Io una battuta la voglio fare anche subito con Santino. Borgata Terrenove, parliamo della provincia di Trapani che un po' insomma è contenta, no, di questo Trapani che va benissimo in Serie B, ha alimentato un indotto di società dilettantistiche che fa piacere. Sì, io ho giocato a Trapani nel 2003, piazza spettacolare. Certo non erano tempi belli come ora hanno una Che società... categoria era? Era in Serie D, In Serie una D. squadra di ragazzini, abbiamo fatto un ottimo campionato. Ora c'è una società solida, un progetto serio, sicuramente andranno in Serie A fra qualche anno, ne sono convinto. E poi ho letto l'articolo di Terrenove dove c'è Barraco. Mi fa piacere che ancora ha tutto questo entusiasmo, questa voglia di giocare. Ma come fa? Io non lo so. Vuol dire che mangia bene e dorme bene. E Proseguiamo. poi no, volevo dire, c'è pure la squadra di Totò Tedesco, col quale ho giocato, è il più forte dei 3 fratelli Con tedeschi. quale squadra non hai giocato tu? Perché a questo punto... Ho giocato a Gualdo Dadino, abbiamo giocato in Umbria assieme.
vi assicuro che è il più forte dei 3 fratelli. Lui ha avuto problemi alle ginocchia, ma eccezionale veramente. E se lo dice Santino Torici Perciò dobbiamo credo credere. che è una bella lotta lì. È vero, è vero. Parliamo del girone E del campionato di prima categoria. Abbiamo i risultati insieme alla nostra Giulia. Girone E, prima categoria. Robur Calatabbiano 1-3, Aci Bonaccorsi Città di Aci Catena 2-1, Lineri Mister Bianco Ionica Football Club 1-3, Milo Real Santa Venerina 1-1, Messina Sud Russo Sebastiano Calcio 0-0, Desport Gaggi Sporting Club Giardini 4-0, Aci Sant'Antonio Trecastagni 0-2. In questo girone insomma avremo modo di parlare un po' di più perché insomma abbiamo i protagonisti qua del Calatabbiano, di questa bella cavalcata del Calatabbiano, però sottolineiamo questa bella vittoria anche del Trecastagni. Era il big match, diciamo, ha vinto 2-0 in trasferta. Nel frattempo possiamo far vedere anche la schermata del girone Trecastagni che non si vuole fermare, diciamo, ha anche fatto forse un favore a voi del Calatabbiano in un certo senso perché ha allungato la distanza con la terza in classifica. Io non vedo questo Trecastagni, una realtà, la conosciamo tutti quanti, un livello diciamo fra virgolette superiore, quasi semiprofessionistico per la prima categoria, quasi esagerato, semiprofessionistico. Perché so che si allenano per esempio alle 2:30 del pomeriggio, che è una cosa che molta gente che lavora 4 volte. Si allenano soprattutto 4 volte, settimana. Però la prima categoria è strana, sappiamo benissimo che magari è uno scontro diretto e voi potete avvicinare a un punto e un po' di paura anche il Trecastagni dovrà provare. Avete un po' di paura di questo Trecastagni, Santino? No. Voi fare del vostro cammino. Noi viviamo Voi la giornata. sereno. No, noi sicuramente il Trecastagni, siamo andati a vedere la partita oggi di Sant'Antonio. C'era Sant'Antonio, c'erano tutti oggi. Sì, Molta gente ha dimostrato a vedere il big match. Trecastagni che, come ha detto lui, non c'entra niente, ha detto pure Mister Tosto l'altra sera, è di un'altra categoria, effettivamente, sia come società, sia come squadra, come struttura tecnica, ha dei giovani interessanti, non c'entra, farà un campionato a sé, anche perché il fatto che si allenano 4 volte a settimana, noi ci alleniamo una volta, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra anche storia. se devo dire, io a livello tecnico, un centrocampio in avanti nostro non me lo cambio, non si offenda nessuno, non me lo cambio con nessuno completamente. Però noi viviamo alla giornata. Voi siete nella piena atmosfera dilettantistica. Sì, noi sì, però Non abbiamo l'ottico. Però giochiamo, questo posso garantire, giochiamo sempre per vincere. Guai se non fosse così, Santino. Lombardo, ma comunque a questo punto un pensierino a questo secondo posto che può essere anche di buon auspicio per i playoff, insomma ce lo fate. Noi come ha detto Santo viviamo alla giornata. Sinceramente ci sono squadre costruite e attrezzate per fare meglio. Cioè, qualcuno lì dietro forse doveva essere a posto nostro, doveva essere... Ma i vostri 34 punti non me li toglie nessuno però. Guadagnati, sudati. Anzi, voglio dire... Diciamo, per la nostra realtà stiamo facendo bene, stiamo facendo tanto. Oltretutto stiamo riprendendo anche il settore giovanile che per noi è importantissimo. Bene. Mi piace e andiamo perché cerchiamo di... Non ci sono dei costi di gestione altissimi, non ci sono più, c'è una crisi economica che incombe. Sappiamo tutti del problema che attanaglia le società E allora il nostro progetto è basato sul settore giovanile. La nostra è una società che in 3 anni ha fatto 2 promozioni e cerchiamo di andare avanti. Forse è proprio il settore giovanile anche il passo in più del Trecastagni, che ha sempre avuto un fortissimo settore giovanile e soprattutto in prima categoria, anche con i fuori quota, eccetera. Oggi l'ha dimostrato, vedendo la partita, impressionato dal Trecastagni, ma mi dispiace dire, mi aspettavo di più dalla Sant'Antonio. Vabbè, sarà magari un l'amico Lucio Tosto ha da rivedere qualcosa. E va bene, allora sicuramente ci saranno i tempi e i modi e poi c'è questo scontro però diretto tra non molto. Un secondo terzo posto infuocato. Sarà una dura lotta, però questo fatto che c'è questa atmosfera in questo girone di grande incertezza, soprattutto dopo il Trecastagni, anima il girone stesso, no? Cioè c'è molta incertezza, è un girone molto forte perché per essere prima forte. Aci Sant'Antonio, Milo, il Città di Aci Catena, che qualcuno sta sottovalutando. La Ionica. Noi no, la Ionica guardate che è una bella squadra. Insomma sarà una dura lotta. La Russo Sebastiano, una bella squadra. Ma sottolineerei anche Robur, non sarà facile per nessuno andare a vincere alle Toiane. Insomma,
come puoi ben vedere, Diciamo Antonio, che sarà una dura lotta. avendo giocato in prima categoria speravo di non avere mai un girone del genere. Quindi Girone quest'anno forte. Allora, chiudiamo il campionato di prima categoria, lo facciamo subito con il girone F. Antonio, dopo ci farai il tuo commento, prima sentiamo i risultati insieme a Giulia. Tremestieri Belpasso 2-1. Biester Bianco Città di Maletto 1-1. Real Adrano Città di Mascalucia 1-3. Città di Randazzo Cometa Biancavilla 4-1. Gravina Calcio Massimiliana 1-3. Ciclope Bronte Real Città di Paternò 3-1. Città di Catania San Giovanni La Punta 1-1. In classifica Città di Catania in testa con 35 punti, facciamo vedere subito la schermata, a seguire questo Randazzo con 34, velocissimo, Diciamo perché che- poi dobbiamo parlare anche del girone G. Girone G, ma in questo girone non c'è molto da dire. Città di Catania si ferma contro il San Giovanni La Punta, ne approfitta il Città di Randazzo, una classifica che si fa molto corta e qui veramente sarà infuocato, soprattutto perché il girone di ritorno ancora è tutto da giocare. È vero, è vero, è vero. Voglio adesso chiudere la prima categoria con il preannunciato girone G, lo facciamo anche con i risultati insieme alla nostra Giulia, girone G. Città di Canicattì Belvedere 0-1. Frigintini Carlentini 3-4. Atletico Militello Città di Augusta 2-3. Ellenica Floridia 0-3. Atletico Scicli Marina di Ragusa 0-2. Megara Augusta New Pozzallo 1-4. New Team Ragusa Sporting Eubea 2-0. Importante vittoria esterna del Belvedere che salva in un certo senso la vetta. Diciamo che Belvedere non accenna a fermarsi, fattore casa fondamentale per il Belvedere. C'è una nota, diciamo, peccato che Ciccio è un po' andato via perché il Megara Augusta ha perso 4-1 contro il Pozzallo, è stata una brutta botta ed era il big match, diciamo, della giornata perché vi era ora sono tre squadre al terzo posto a pari punti. Diventa interessante notare però come la prima e la seconda vincendo fanno un passo avanti e creano un vuoto e quindi abbiamo la prima e la seconda a 38 e 35 punti mentre le terze già sono a 29. E quindi la differenza è considerevole, è considerevole. Una battuta velocissima a 30 secondi con i nostri ospiti. Siracusa comunque continua ad avere una tradizione soprattutto in queste categorie minori. Belvedere sale, scende, si conferma. Però è la dimostrazione che comunque sono categorie che appartengono in un certo senso a queste società. Beh, Siracusa, quelle realtà le conosco poco sinceramente, Siracusa in quanto tale, proprio in quanto città, merita la Serie molto B. Di più. Questo per esempio è campionato di Serie D che sta affrontando non c'entra niente, quest'anno. addirittura con fatica, in eccellenza sta faticando, ma Siracusa non c'entra niente perché ha sfiorato la Serie B. Queste realtà, Belvedere, Renandes, vivono e vivacchiano in queste categorie. Ci piace però sottolineare che anche comunque il Megara con doppie squadre cerca insomma anche lei di venire fuori da questo campionato di prima categoria, sia il Città di Augusta che il Megara Augusta. Certo, effettivamente sentire il nome Megara e vederlo in prima categoria si soffre effettivamente. È vero. Questo problema non ce l'ha sicuramente il Tacata invece che fa un campionato di vertice e momentaneamente non ci pensa alla prima categoria. A me dispiace vedere invece come ultimo l'Atletico Militello. Sì. L'Atletico Militello che è dell'amico Sebastiano e Lucio, che è una società che a me è sempre stata amica. Però è un po' altalenante, non dà continuità di risultati. No, mi dispiace infatti perché pareggia e poi perde in casa. Ma una squadra giovane comunque. Non ha una continuità. Hanno fatto un calciomercato di inizio anno con molte cessioni, c'è stato Speriamo che non regni confusione perché sennò si rischia veramente di perdere anche la categoria e Militello sappiamo che ha disputato categorie molto più importanti. Salutiamo Antonio Borzì, con lui ci rivedremo chiaramente la prossima settimana, tra poco parleremo anche del calcio a 5, lo faremo con Alessio Patti, però adesso noi da questa puntata, lo faremo ogni 15 giorni, inseriamo qualcosa che ci fa un po' sorridere nella nostra trasmissione. Anche noi di Penalty abbiamo i nostri inviati, le nostre iene un po' particolari, abbiamo gli spilli di Penalty, guardate un po'. Ciao, benvenuti! Trofeo di Natale, città di Mascalucia e Torre del Grifo. Oggi noi ci troviamo a Mascalucia con gli spilli siciliani. Seguiteci, ne vedrete di belle, di cotte, di crude.
Ma chi sono? Ma chi sono? E siamo una scuola calcio che coltiviamo la passione dello sport nella nostra cittadina e abbiamo questi bambini meravigliosi che stanno dando soddisfazioni a tutti, a noi e ai genitori pure. Ma allora non è vero che l'importante è partecipare? Ma soprattutto anche vincere. Salve. 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 Lei è? Gino Sereniti, istruttore della Polisportiva Magica, categoria Pulcini 2003-2004. Ma è vero che l'importante non è partecipare? Assolutamente sì. L'agonismo tra i giovani esiste? E come se esiste? Esiste! A che abbiamo peccato stavolta? È George Clooney? No! Ma chi è? Tommo, lei è Tommo? Sì, zio Tom. Zio Tommo. Allora, zio Tommo, chi è lei? Cosa ci fa qui, in questo torneo? Sono il nonno di un bambino che gioca a calcio. Il nonno? Ma il nonno? È vero che esiste l'agonismo tra i giovani? Sì, certo. Se non ci fosse l'agonismo, non ci fosse calcio. Finalmente l'abbiamo trovato. Finalmente. È lei o non è lei? È lui o non è lui? Chissà, è lui? Sono io. È lui. Lei è? Il lavapiatti della... Il factotum della magica. È magico, quindi lei è magico? No, ma quale magica? Allora, parliamo dell'agonismo giovanile. L'agonismo giovanile? L'agonismo giovanile lasciateglielo ai giovani purtroppo. Quindi l'agonismo esiste? Esiste, sotto tutti i punti di vista. Agonismo. Parliamo di agonismo in che senso, scusa? Salve, chi c'è qui accanto a me? Il maestro Spambinato della scuola Ascam di Tre Mestieri e Teneo. Oh, ma è fantastico! Ma cos'è? Questo è il dragone, che nell'antica Cina era il segno di guardiano del mondo, mentre i leoni raffigurano i guardiani delle porte. Ho capito. È vero che l'agonismo esiste tra i giovani? Sì, l'agonismo esiste ed è giusto perché se è un agonismo sano e costruttivo, così escono i campioni. Esiste l'agonismo! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen. E stavolta accanto a noi Fabio Cantarella, vice sindaco di Mascalucia, assessore allo sport. Buonasera a tutti voi. Buonasera! Quello che conta in questa manifestazione è l'agonismo, vero? No, è partecipare. Allora l'importante non è partecipare. Invece sì, gli assenti avranno torto, sempre. Quello che conta in questa manifestazione è vincere. L'agonismo, quello che conta. No, qua ti stoppo, non è vero. L'agonismo sì, però noi ci siamo prefissati un obiettivo primario, quello dell'etica sportiva, e ti posso garantire che fino ad oggi lo sport ha prevalso a tutto ed è stata veramente una grande festa di sport. Mi auguro che domani anche per le semifinali e finali sia così veramente. Io faccio un elogio a tutti i club che hanno sposato la nostra manifestazione per il loro comportamento, per la grande partecipazione che veramente hanno arricchito questa manifestazione. Grazie a tutti veramente. Ci sorridiamo perché i nostri inviati, gli spilli siciliani di penalty, hanno fatto centro. L'agonismo è importante
quando si gioca a livello giovanile? Io credo di no, io credo che sia soltanto importante partecipare. Salutiamo in postazione subito Alessio Patti, con lui parleremo del calcio a 5. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri Però prima telespettatori. di parlare con te di calcio a 5, io una carrellata velocissima con i nostri ospiti la voglio fare proprio sul fatto che non è vero che deve esistere l'agonismo, deve esistere solamente la voglia di partecipare ai tornei, ai campionati, quando parliamo soprattutto di calcio giovanile. Santino. Noi, come diceva l'amico Pippo, abbiamo un progetto con la scuola calcio che devo dire sta andando bene, però parte dalla scuola, dall'educazione, no che noi vogliamo insegnare l'educazione ai bambini perché hanno i propri genitori, giusto, però l'educazione sportiva e calcistica, noi insegniamo prima a saper perdere che saper vincere. Quindi partecipare è la cosa più importante, l'agonismo divertirsi, la cosa più importante è divertirsi. Se il bambino non si diverte, cioè io non sono contento, si deve divertire. Poi, Lombardo, il sorriso e basta. Mettiamo da parte l'agonismo. Noi abbiamo voluto prendere un po' in giro con i nostri spilli il tutto, no? Cioè l'agonismo non deve esistere, esiste solo la voglia di partecipare. Il sano agonismo fa bene. L'eccessivo L'eccessivo fa sempre male in tutto. Invece con Michele del DACAT in seconda categoria, questo progetto anche di una scuola calcio vi aiuterà a far capire ai ragazzini che l'importante intanto è partecipare. L'agonismo ci sta, ma in maniera molto limitata. E infatti in programma proprio il prossimo anno iniziare un progetto di settore giovanile, quindi scuola calcio, di ampliare questa nostra con questi società. Parametri però, con i parametri sempre di fair play, di partecipare senza molto agonismo, ma con lealtà e sportività. È molto difficile, però difficile, insomma l'importante è difficile, ma non tanto per i bambini, a volte sono i genitori. Sappiamo, sono quelli là giusto, che danno il cattivo esempio. È vero. Calcio a 5, il futsal insieme ad Alessio, subito i risultati del campionato di Serie C1 che seguiamo con schermata e con il commento appunto tecnico di Alessio. Guardiamo i risultati insieme a Giulia. Ennese Arcobaleno Ispica 6-3, Futsal Catania Città di Leonforte 2-1, Futsal Peloro Messina Mascalucia 5-5. A Palermo, Juventus Gaetano Scirea, Virtus Termini 6-3. A San Giovanni La Punta, MM Futsal Club, Azzurri Futsal Palermo 2-7. A Caltanissetta, Nissa Futsal Mabonat 3-2. Progela Regalbuto 3-2. A Termini Merese, Real Calcio Arbor Sporting Club 1-9. Vittoria importante della NIS che con questa vittoria insomma consolida la vetta. Il commento e nel frattempo possiamo anche guardare la schermata della classifica, lo affidiamo come anticipato ad Alessio Patti. Sì, Ettore, il primo turno del 2014 regala il primato solitario alla Nissa Futsal che con Colore, Sabatino e Salerno piega per 3-2 la Mabonat. Questo è accaduto grazie alla sconfitta dell'Arcobaleno Ispica che cade a Enna dopo 6 vittorie consecutive e non riesce appunto a rimanere al passo dell'ormai solitaria capolista. Ne approfitta di questa sconfitta l'Arbor Augusta che con 8 marcatori diversi infligge 9 gol ad una Real Calcio impotente di fronte allo strapotere tecnico dell'Arbor. In zona salvezza il Mascalucia ottiene un punto importantissimo contro la Peloro, 5-5 il risultato finale, ma alla fine del primo tempo era 4-1. La tripletta di Marchese, che si riprende anche la leadership in classifica marcatori, è fondamentale per raggiungere un risultato che tiene lontani gli incubi play-out. In coda, vittoria importante anche per il Futsal Catania, che aggancia la Virtus Termini a quota 6 punti e tiene vive le speranze dell'ultimo posto play-out. Questo per quanto riguarda il girone C1 del calcio a 5. Abbiamo notizie anche dei gironi importanti, quelli ancora più vicini alla Serie A? Sì, Ettore, purtroppo brutte notizie perché cadono tutte e tre le siciliane presenti nel campionato di A2. La Cireale incontra un bugiardissimo 6-0 fuori casa con il fanalino di coda Roma-Torrino. 6-0 appunto il risultato finale, tantissime le occasioni sprecate dagli accesi che comunque recriminano anche un campo non perfettamente praticabile. Più contenute le sconfitte di Augusta e di
Catania calcio a 5, quest'ultima cade 3-2 fuori casa con la prima in classifica, 2-1 addirittura ha chiuso il primo tempo la squadra etnea con reti di Bidinotti e Dalcin, poi la differenza tecnica si è fatta valere e la capolista ha prevalso. L'Augusta invece ha ceduto in casa per 5-3 con il Fuente Lucera e ancora è in Pelagata in zona retrocessione. Perfetto, siamo in chiusura, gli ultimi 2 minuti e 30 li dedichiamo naturalmente ai nostri ospiti, però una battuta la volevo fare a Santino sul futsal. A Calatabiano non c'è questa voglia di fare calcio a 5? Avete mai pensato di tirare fuori una società che possa... Calcio a 5 no, sul femminile sì, ci stiamo pensando, perché ci sono tante mamme, tante ragazze che magari in passato giocavano. Ma di calcio a 11 o di calcio a 5? No, a 5, a 11... Un po' più difficoltoso. È più difficoltoso. Sono sempre delle donne che vogliono stare dentro le 4 mura. È vero, è vero. Allora, la battuta finale, Calatabiano speranzoso di fare un buon proseguo di campionato, 10 secondi. Sì, speriamo di continuare così, sicuramente ci saranno delle difficoltà, però credo che abbiamo l'esperienza e gli uomini per superarle. Perfetto. Siamo convinti che questo Calatabiano può dire la sua fino all'ultimo, però l'obiettivo primario della società è stato ampiamente, credo, raggiunto, no? Sì, sì. Lombardo. Ampiamente raggiunto, come ho detto prima, ci sono società più attrezzate e più blasonate di noi che stanno dietro e noi li guardiamo dall'alto finora. Benissimo, con grande soddisfazione. Grande soddisfazione anche per il D'Agata di mister Battiato che spera nel salto di categoria. Dico bene? Sì, infatti. A proposito di mister Battiato, oggi non è stato presente in panchina in quanto ha avuto un piccolo malessere. Allora gli diamo subito gli facciamo i migliori auguri, certo. Niente di grave, però oggi avete vinto oggi? Abbiamo vinto dopo 2 sconfitte consecutivi. Perché non c'è la Battiato in panchina, no? Infatti i ragazzi dice la prossima settimana lo facciamo. No, ci mancherebbe, Battiato abbiamo vinto, siamo primi a 5 punti dalla seconda, speriamo di continuare e di arrivare in così il prossimo anno siete sicuramente inseriti nel nostro programma perché parleremo di prima categoria. Sicuramente sì. Chiaramente insomma incrociamo le dita perché bisogna essere sempre ottimisti ma con attenzione. Salutiamo dunque Michele Cannizzaro, dirigente del D'Agata, grazie e bocca al lupo per la stagione. Un saluto doppio per il Calatabiano insieme al portiere Giuseppe Lombardo e soprattutto insomma ad un personaggio molto conosciuto a Calatabiano e non solo, Santino Torre. Allora auguriamo il buon proseguo e vi aspettiamo prossimamente di nuovo qui a Penalty per raccontare ancora queste cose belle che fate a Calatabiano. Grazie, grazie, sicuramente. Grazie. Salutiamo anche Alessio che sarà con noi anche la prossima settimana, naturalmente con lui la solita parentesi del calcio a 5, sempre preparato, complimenti, informatissimo. Grazie Ettore, un saluto auguriamo a tutti i chiaramente un bocca al telespettatori. lupo anche a tutti i giocatori che praticano questo sport che è un po' sottovalutato. Noi insomma pian pianino con queste piccole finestre cerchiamo di pubblicizzarlo nel modo migliore. Perché è molto seguito. È vero. E salutiamo anche alla fine, come al solito, la nostra bella penaltina, Giulia Bonaccorsi. Saluto te Ettore e saluti tutto, ci vediamo alla prossima settimana. Benissimo, l'appuntamento sarà come al solito, come ha anticipato la nostra Giulia, la prossima settimana alla stessa ora sulla stessa rete, ovvero Sesta Rete 215 del digitale terrestre, l'appuntamento in diretta alle 19:30. Arrivederci a tutti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet.